Parliamo di questa iniziativa rivolta ai tanti studenti presenti qui presso il Polo Universitario di Agrigento per imparare ed educare il no alla violenza. Sì, oggi l'Associazione Generazioni Consapevoli, insieme al Lions Club Agrigento Host, ha voluto organizzare un convegno per parlare di legalità ed educare al coraggio di dire no alla violenza. Il tema verrà affrontato sia dal punto di vista giuridico che psicologico. Daremo gli strumenti ai giovani affinché possiamo un pochettino uscire da questo pesantezza di clima che si legge ogni giorno sulle cronache. Non pensavamo di avere così vicino un atto violento, quale è l'uccisione di Gabriele Vaccaro a Pavia sabato scorso, che ci ha colpito come comunità, che ci deve far riflettere e ci deve aiutare a capire come poter prevenire ogni genere di violenza, che sia fisico, che sia di linguaggio, che sia di gesti. Tutto questo grazie anche alla collaborazione di vari interventi qualificati nel corso del convegno. Sì, ringraziamo i rappresentanti delle istituzioni che oggi verranno a dare un saluto, oltre all'ospitalità del Polo Territoriale Universitario che ha voluto patrocinare anche l'evento insieme al Liceo Politi. Saranno presenti sia rappresentanti istituzionali delle forze dell'ordine di Agrigento, della provincia di Agrigento, sia giudice e psicologo per avere, diciamo, l'asset completo per affrontare questa tematica. Oggi un'interessante iniziativa per educare gli studenti alla non violenza. Ecco, vi occupate quotidianamente di violenza nella nostra provincia. Ecco, qual è la situazione attuale? Ma noi prevalentemente come Tribunale Ordinario ci occupiamo di reati commessi da soggetti maggiorenni, non per questo comunque non abbiamo anche conoscenza di ciò che avviene nel settore che riguarda principalmente i minori. Devo dire che analizzando un po' le statistiche degli ultimi anni si registra un aumento dell'occupazione delle carceri, quindi carceri sovraffollate per i minori. Questo significa comunque che l'incidenza dei reati commessi dai minori tende ad aumentare e a mio avviso è preoccupante anche comunque da tenere sotto stretta osservazione anche diciamo, la consumazione di reati attraverso l'uso dei social network, perché chiaramente oggi come oggi lo vediamo tutti, i social network sono anche uno strumento di emulazione, uno strumento, una cassa di risonanza per la consumazione di reati e dobbiamo fare molta attenzione a creare percorsi consapevoli per i minori. Comandante De Tullio, ecco quanto è importante parlare ai ragazzi di questo tema che purtroppo ogni giorno nelle cronache ci invade, che è quello della violenza, in particolare alle mamme, ai minori, a chi ci sta vicino. Vediamo anche quanto è successo anche recentemente a Pavia, un nostro conterraneo di Favara. Per noi è fondamentale dialogare con i giovani. Ora siamo in un'aula universitaria, ma contemporaneamente il comando provinciale è invaso da un gruppo di ragazzini della scuola materna, per cui ogni giorno cerchiamo ogni occasione per avere un contatto con i giovani e per parlare con loro. Non si tratta quindi solo di mettere in campo degli strumenti per il controllo o per arginare i fenomeni di violenza, che è sicuramente un aspetto fondamentale, ma si tratta anche e soprattutto di instaurare un dialogo con i ragazzi di tutte le età per capire, per poterli ascoltare, per poter crescere assieme a loro. Anche la Questura presenta questa iniziativa. Sì, un'iniziativa molto importante perché è un'iniziativa rivolta ai giovani, un'iniziativa ovviamente dei giovani a confronto con tutte le altre generazioni per quello che è un tema estremamente importante, che è quello della relazione tra persone, relazione tra genitori, tra la relazione anche con gli amici, i compagni, ma anche con quello che è il mondo esterno a 360 gradi, perciò con gli adulti, un confronto che deve nascere su un presupposto che deve vedere come momento comune quello del rispetto tra le persone, rispetto naturalmente alla legalità, che è in qualche modo il minimo comune denominatore che dovrebbe proprio disciplinare l'aspetto delle relazioni tra soggetti. Perciò è molto importante per noi venire
e prendere parte a queste manifestazioni come testimonianza di quello che è il valore della legalità all'interno delle relazioni. Il Politio oggi presenta questa iniziativa con i propri alunni dove si discute di non violenza. Sì, abbiamo accolto volentieri l'invito che è stato rivolto da Associazione Generazioni Consapevoli per provare a costruire anche all'esterno della scuola un'occasione educativa che si riallaccia a delle attività che sono già state approfondite dentro l'aula. Ed è un impegno che ci assumiamo perché riteniamo che educare al coraggio di dire no sia sviluppare delle competenze che impegnano noi come educatori e che ci portano anche a dover realizzare delle reti e delle collaborazioni per garantire assicurarci che il messaggio arrivi chiaro, sia un messaggio plurale, sia un messaggio che parli di coerenza tra adulti, educatori e istituzioni, perché viviamo questa necessità che una delle sfide importanti è quella che ci siano atteggiamenti coerenti tra gli adulti. Uscire dalla logica dell'out-out ed entrare invece nella logica del et. Questo è il nostro principio guida e questo ci auguriamo che produca cittadini e cittadine che sappiano apprezzare il valore della libertà e della dignità umana. E sicuramente parleremo di come riconoscere tutti i segnali di allarme quando qualcuno si trova in rischio di subire la violenza, quindi quali segnali in particolare, sia che si parla di una violenza fisica, psicologica, qualsiasi forma di violenza che esiste deve essere presa per tempo. Prima si interviene meglio è, e soprattutto ai giovani e ai ragazzi vorrei mandare un messaggio: non vi vergognate di parlare, di aprirvi, chiedere aiuto è importante, la violenza si può combattere insieme ad altri, da solo è difficile, quindi parlate con i professori, parlate con un adulto di cui fidate, esiste un numero a cui pure poter chiamare, è il numero 1522, chiamatelo e non aspettate, perché se si aspetta e si rimanda la violenza può solo incrementare, è una scala che si sale gradino per gradino, quindi al primo gradino fermatela se possibile e aiutate chi riconoscete in pericolo. Questo è il messaggio che è fondamentale e che insieme la comunità può fare qualcosa, la scuola e ognuno di noi nel proprio ruolo può aiutare questi giovani che stanno subendo e che diventeranno adulti domani. Comunque anche negli adulti la violenza, sì. In molti casi assistiamo di tante famiglie, di tanti mariti verso le mogli. L'adulto prima è un ragazzo. L'adulto è il risultato di un'adolescenza, di una gioventù vissuta all'insegna della rabbia, di sentimenti e emozioni che non vengono spesso abbastanza ascoltati e poi questo adulto in difficoltà nella gestione della propria rabbia diventerà violento e non saprà più ascoltare né una compagna né una fidanzata né accettare una frustrazione, perché è proprio l'impossibilità di gestire una frustrazione che spesso determina un attacco violento, un comportamento che va a danneggiare, compromettere fino ad uccidere una persona. Quindi è importante intervenire nella fascia dei giovani per garantire la crescita di un adulto sano, capace di poter vivere senza fare del male a nessuno.